Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. La teca di San Domenico si apre da sola, un fatto ripreso dalle telecamere a circuito chiuso presenti all'interno del luogo di culto, e a Soriano si grida al miracolo. Lavori in corso su alcuni tratti della statale 107 tra Cosenza e Paola, traffico, code e disagi per gli automobilisti. Blitz della Guardia di Finanza negli uffici del Comune di Crotone, sotto la lente la gestione dei mercati e degli eventi fieristici, 9 indagati, tra loro anche l'assessore alle attività produttive. Troppi ubriachi, il 118 in difficoltà, ambulanze impegnate nel soccorso di persone che abusano di alcolici, un'emergenza silente. Il seggio conteso tra Caligiuri e Salvini, riunione decisiva l'11 luglio. Niente acqua a Tropea a colpa di una frana che ha investito la condotta, tecnici storici al lavoro. In fiamme, alberi, canneti e sterpaglie, incontrata a Santa Chiara a Rende, il rogo spinto dal vento avanzava verso le case, intervento ai vigili del fuoco. Cumuli di rifiuti abbandonati dagli incivili, situazione difficile in via degli Stadi a Cosenza, protestano i residenti. Ancora buonasera, apriamo dunque con un fatto molto particolare avvenuto a Soriano nel Vibonese, con la teca di San Domenico che si è aperta da sola, lo vedremo nelle immagini, un fatto che è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e poi naturalmente è nato una grande dubbio, una perplessità su quanto è avvenuto e una grande curiosità soprattutto, e qualcuno naturalmente ha gridato al miracolo. Quelle che stiamo vedendo sono le immagini di una telecamera a circuito chiuso presente all'interno del santuario di San Domenico a Soriano. Tra pochi secondi si vedrà chiaramente che la teca che custodisce il quadro, tra l'altro un quadro a cheropita di San Domenico, situato sull'altare principale dell'omonimo santuario, si apre da sola. Un fatto inspiegabile e non usuale che, ripreso appunto dalle telecamere a circuito chiuso, stanno facendo il giro dei social e fanno gridare al miracolo. Che cosa sia realmente accaduto ovviamente è ancora da accertare, forse si è trattato di un semplice problema elettrico. Sta di fatto che le immagini delle telecamere sono inequivocabili ed i devoti hanno interpretato il segnale come una protezione che San Domenico, oggi più che mai, sta offrendo alla cittadina già duramente colpita dal punto di vista emotivo in questi ultimi giorni. Basti ricordare il tragico incidente di domenica scorsa sulla trasversale delle Serre, in cui hanno perso la vita 3 giovani del posto, mentre un quarto è rimasto gravemente ferito. La devozione della popolazione di Soriano verso il santo protettore è sempre stata forte e questa vicenda, nella sua stranezza, sta coinvolgendo emotivamente i fedeli, anche perché qualcuno ha fatto notare che le ante dentro le quali è custodito il quadro, già considerato miracoloso di San Domenico, si sono aperte quasi negli stessi minuti in cui ieri mattina sulla statale 18 alla periferia di Vibo Valentia avveniva un nuovo incidente stradale che ha coinvolto un centauro sorianese che questa volta si è miracolosamente salvato. Tutto questo accadeva proprio mentre nel santuario di Soriano le ante si sono aperte, facendo vedere l'immagine dipinta del santo per poi richiudersi, nascondendo di nuovo il quadro, da tutti ritenuto miracoloso. Chissà, saremo a vedere cosa succederà, come sarà analizzata questa vicenda. Occupiamoci invece di cose molto più terrene, i lavori in corso su alcuni tratti della statale 107 tra Cosenza e Paola che hanno causato in queste ore di esodo per le località turistiche, traffico, code, disagi e qualche arrabbiatura. Queste che vi mostriamo sono le foto inviate da alcuni telespettatori sul traffico lungo la statale 107 Silana Crotonese in direzione Paola. Le immagini mostrano code e rallentamenti in un caldo sabato di fine giugno per tanti bagnanti che hanno scelto il mare per rinfrescarsi dalla calura. Lavori in corso che siamo andati a verificare intorno a mezzogiorno, quando però il traffico era già smaltito. Guardate, la strada è scorrevole senza particolari intoppi. Secondo le lamentele giunte in redazione, i disagi maggiori si sono verificati nella serata di ieri e questa mattina presto. Poi si sa, d'estate il gioco vale la candela, soprattutto visto che il mare del Tirreno Cosentino, in queste ore ci fanno sapere, è davvero pulito e con una temperatura tale da indurre turisti e villeggianti a tuffarsi in acqua. Godiamoci dunque questa bellissima risorsa e se c'è un po' di coda da fare non lamentiamoci troppo e pensiamo a chi purtroppo può solo rinfrescarsi con condizionatori e ventilatori ed è costretto a soffrire il caldo in città.
9 gli avvisi di garanzia notificati dai militari della Guardia di Finanza di Crotone, altrettante persone coinvolte nell'indagine coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Alessandro Rosu, una serie di illeciti che sarebbero stati commessi nell'ambito del settore attività produttive e dell'annona del comune di Crotone. Bufera sul comune di Crotone dopo il blitz della Guardia di Finanza, documenti, telefonini di servizio e personal computer e il materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza negli uffici comunali, al vaglio adesso degli inquirenti. L'inchiesta coordinata dalla Procura Pitagorica riguarda i mercati comunali e le fiere. 9 sono gli indagati, si tratta dell'assessore alle attività produttive, 3 vigili urbani, 4 funzionari e un imprenditore. Le accuse ipotizzate vanno dall'associazione a delinquere alla corruzione, dall'abuso d'ufficio alla turbativa d'asta. Si indaga su presunte irregolarità nella gestione dei mercati, delle rassegne fieristiche e anche della Fiera Mariana. Le perquisizioni sono scattate negli uffici di Piazza della Resistenza e di Via Gallucci. Gli illeciti infatti sarebbero stati commessi nel settore delle attività produttive e dell'annona del comune. Bocche cucite tra gli inquirenti, ma secondo quanto si è appreso l'inchiesta mira a far luce su quanto sarebbe avvenuto negli uffici comunali con un anomalo permissivismo, mancati controlli e presunti illeciti nelle autorizzazioni. L'inchiesta è solo all'inizio, gli accertamenti sono in corso e il numero delle persone coinvolte potrebbe crescere. Le indagini proseguono. Questione 118, con i medici e infermieri sempre più spesso che si ritrovano a svolgere un servizio sociale più che sanitario. L'ultimo episodio, ma non mancano precedenti questa notte a Cosenza, diverse segnalazioni di una donna che poi è risultata in stato di ebbrezza. È proprio qui alla rotonda di via Migliori, siamo a pochi metri dall'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, che una donna in stato confusionale vagava questa notte. La segnalazione dei cittadini, tanti, anche alla nostra redazione, oltre che alle forze dell'ordine e al 118, ai servizi quindi di emergenza urgenza. Secondo quanto siamo riusciti a ricostruire, è arrivata una prima ambulanza, ma la donna si era spostata, quindi il viaggio è stato un viaggio e un soccorso a vuoto. Arrivano altre segnalazioni, si continua così per tutta la notte, ma della donna nessuna traccia. Poi questa mattina la stessa è stata segnalata e soccorsa dall'ambulanza del 118 che l'ha portata in ospedale. La donna, sempre ubriaca, una volta giunta al pronto soccorso è tornata in strada. Secondo quanto siamo riusciti a ricostruire, si tratterebbe della badante protagonista qualche settimana fa di un episodio analogo a Castrolibero. Lei è stata poi affidata ai servizi sociali, ma ha la libertà chiaramente di uscire e non riesce a stare lontano dall'alcol. Gli operatori, impegnati più volte nell'arco di poche ore a soccorrere la signora ubriaca, la quale puntualmente ritorna in strada. Ambulanze, dicono gli operatori, che svolgono servizio sociale più che sanitario, minuti che potrebbero essere preziosi per salvare una vita. Quello della donna straniera non è un caso singolo. Il problema di chi alza il gomito è diffuso, un'emergenza, rivelano preoccupati sanitari che soprattutto nel weekend si ritrovano alle prese con ragazzi, a volte anche minorenni, destinazione pronto soccorso, in un cortocircuito che penalizza la sanità, i cittadini, le stesse forze dell'ordine. Resta la domanda: chi deve affrontare il disagio crescente? Adesso affrontiamo la questione relativa al seggio al Senato conteso da Fulvia Caligiuri e Matteo Salvini. Ci potrebbe essere una riunione decisiva l'11 luglio e noi abbiamo avuto in studio nel TG, nelle altre edizioni, Fulvia Caligiuri. Sentiamo cosa ha detto. L'11 luglio vedremo che cosa succederà. Spero che si possa scrivere una parola fine. In realtà la parola fine si potrà scrivere solo quando in aula del Senato verrà deliberato l'ingresso in Calabria di Caligiuri, quindi del secondo posto per Forza Italia, l'uscita di Salvini e l'ingresso di Salvini nel Lazio. Però diciamo che l'11 luglio è un punto cruciale, cioè la Giunta dovrà deliberare in maniera definitiva quanto già deciso dal comitato ristretto dei senatori che ha vagliato
tagliato tutti i verbali, 2400 verbali della Calabria, delle sezioni della Calabria, per le votazioni, lo ricordiamo, del 4 marzo 2018, Senato plurinominale in Calabria, e dove effettivamente hanno controllato questi verbali, dai quali sono emersi degli errori di trascrizione in Corte d'Appello di Catanzaro tra i voti di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Quindi emergerebbe appunto che il secondo seggio spetta a Forza Italia e non alla Lega, così come era stato invece determinato all'epoca dei fatti. Allora, l'11 luglio potrà finalmente dirsi conclusa la fase che riguarda la Giunta per le elezioni al Senato. Tassello conclusivo sarà appunto il passaggio poi in aula che presumibilmente, sperando che le cose procedano nel verso giusto, dovrebbe avvenire entro fine luglio. Però diciamo che dopo 1 anno e 2 mesi già dire che la parte della Giunta per le elezioni è terminata renderebbe onore e merito alle 67.000 persone che mi hanno dato preferenze il 4 marzo 2018 e quindi sarebbe insomma un tassello verso la giustizia. Andiamo a Tropea adesso, niente acqua per una frana che ha investito la condotta e ci sono i tecnici della Sorical al lavoro per risolvere il problema. La strada proprio distrutta, povericcia. Guardate, queste immagini sono state girate questa mattina, siamo sulla strada provinciale nel comune di Ioppolo a bordo di un mezzo della Sorical. Qui sono caduti dei massi che hanno rotto in più punti la condotta dell'acquedotto Medma, che alimenta i comuni di Ricadi e la frazione Vulcano di Tropea. I tecnici della Sorical sono al lavoro per ripristinare i danni e riavviare l'erogazione dell'acqua. Ci vorrà ancora del tempo prima di ottenere i risultati sperati. Il cedimento del fronte di roccia e la caduta dei massi si è verificato nell'area del cantiere dell'ANAS, dove si sta procedendo alla messa in sicurezza della strada che collega i comuni di Nicotera e Ricadi. È probabile che nella giornata di domani i tecnici della Sorical risolvano definitivamente il problema. Su questo punto c'è una precisazione da parte di ANAS, lo precisa l'azienda, che la caduta di massi che ha provocato questa rottura non è avvenuta nel cantiere, il cantiere non è stato interessato dalla caduta di massi, i lavori ANAS per la messa in sicurezza della strada si svolgono più a monte, le attività sono in corso, poi precisa, dal chilometro 0 al chilometro 0,900 fino alla galleria, mentre la condotta dell'acquedotto danneggiata si trova circa 300 metri più a valle in direzione appunto di Ioppolo, come diceva Anna Franchino. E adesso invece ci spostiamo a Rende, a Santa Chiara, temperature elevatissime, vento che spirava forte nel pomeriggio, un cocktail micidiale per un incendio che è divampato ed è stato poi controllato dall'intervento dei Vigili del Fuoco. Vediamo. I mezzi dei Vigili del Fuoco arrivano in contrada Santa Chiara a Rende, dove nel primo pomeriggio è scoppiato un vasto incendio che ha interessato un'area ricca di vegetazione e, spinto dal vento, si è esteso molto velocemente, lambendo una zona abitata. Le fiamme hanno avvolto alberi e canneti e una densa coltre di fumo si è alzata nel cielo per ore. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo, facendosi largo tra le sterpaglie e sfruttando i sentieri che attraversano i terreni agricoli della zona per giungere nei luoghi più impervi. Operazioni condotte sotto lo sguardo attento dei residenti, preoccupati dall'incedere delle fiamme. L'area è attraversata anche dai binari della ferrovia, ma l'incendio ha interessato soltanto parzialmente i pendii della massicciata. Antonio Parente è il nuovo amministratore unico di Ferrovie della Calabria, nominato dopo le dimissioni di Marino, è stato presentato ufficialmente a Catanzaro dall'assessore Musmanno. L'obiettivo è quello di rilanciare l'azienda che è di proprietà, lo ricordiamo, al 100% della regione. Si è insediato il nuovo amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Antonio Parente, nominato dall'Assemblea dei Soci dopo le dimissioni di Paolo Marino. La presentazione ufficiale a Catanzaro alla presenza dell'assessore Musmanno, che ha spiegato come si è arrivati alla nomina. Non è un evento eccezionale che gli amministratori unici delle società si dimettano. È evidente che in una situazione molto particolare di difficoltà che oggi vive in generale il settore del trasporto pubblico locale, in particolare Ferrovie della Calabria, era necessario dare
un immediato segnale di risposta, per cui nello spazio di poche ore abbiamo verificato e ottenuto la disponibilità del dottor Antonio Parente, assume questo incarico per il momento temporaneamente, poi ci sarà una procedura di selezione dell'amministratore secondo il regolamento regionale, ma ovviamente speriamo che il dottor Parente non fugga via e che quindi ci assicuri un'eventuale possibilità di presentare la candidatura anche al bando che poi il Dipartimento produrrà. Gli obiettivi sono in primo luogo risolvere le criticità, ha sottolineato Musmanno, anche di ordine finanziario di Ferrovie della Calabria, ma soprattutto rilanciare l'azienda. Per il nuovo amministratore unico di Ferrovie della Calabria l'azienda è in una situazione difficile ma non drammatica. Questo per me è una sorta di ritorno, anche se in un ruolo diverso. Io conosco abbastanza sufficientemente bene l'azienda per essere stato nel collegio sindacale per circa 10 anni e mi ero dimesso nel 2011 per essere passato ad altri incarichi. Mi auguro ovviamente che quelli che sono gli obiettivi che la Regione si pone rispetto a un'azienda che, appunto, lo rimarco quello che ha riferito l'assessore, è un asset strategico per la Regione ai fini delle sue policy di mobilità, evidentemente necessita ovviamente di una collaborazione nella distinzione dei ruoli con la Regione, ma soprattutto ci auguriamo una collaborazione, uno spirito di responsabilità evidentemente delle rappresentanze dei lavoratori che sono certo non faranno mancare il loro appoggio. Gli abbandoni da parte degli incivili minano il buon funzionamento del servizio di raccolta differenziata nelle città dove funziona con alte percentuali, come Cosenza, una sacca di degrado in via degli Stadi. I residenti sono preoccupati per la presenza di questi sacchetti che ciclicamente vengono abbandonati dai cittadini o da persone che vengono da fuori dal territorio, dall'Interland, e abbandonano appunto la spazzatura. Una mini discarica di rifiuti, quella in via degli Stadi a Cosenza. Sono stati i cittadini a chiamare la nostra redazione. Buste colme di spazzatura sotto il sole cocente nella piazzetta in cui giocano i bambini. I rifiuti che diventano ricettacolo di insetti e facile preda per i randagi. I residenti costretti a convivere con il disagio del cattivo odore, a chiudere le finestre nelle giornate torride come quella di oggi, e spiegano ad avere la paura per la salute. Abbiamo chiesto più volte, dicono, la pulizia del piazzale, ma finora nulla è stato fatto. In questo rione popolare vivono anziani e malati. Impossibile continuare così. La situazione, denunciano, è diventata drammatica. L'appello è ad un intervento immediato. A distanza di pochi giorni da un'altra morte sui binari è la notizia che apre i nostri 100 secondi di cronaca. È stato riaperto alla circolazione in entrambe le direzioni il traffico ferroviario nel Reggino, chiuso questa mattina dopo che un treno locale ha investito un uomo di cui non sono state rese note le generalità. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un suicidio. L'uomo sarebbe stato visto buttarsi sui binari al passaggio del regionale 23.896 Reggio Melito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e della Scientifica e il magistrato di turno. Su proposta del questore di Milano, la sezione misure di prevenzione del Tribunale ha disposto la confisca in primo grado dei beni sequestrati nell'agosto 2018 a carico di Orlando De Masi, 44enne condannato per associazione mafiosa in quanto affiliato alla cosca Gallace Ruga, originaria del Catanzarese. La confisca riguarda beni per circa 3 milioni di euro, 11 immobili in provincia di Milano e in Calabria, oltre ad una macchina e 60.000 euro in contanti trovati dagli agenti della divisione anticrimine il giorno del sequestro. De Masi aveva fatto parte della cosiddetta locale di Giussano con l'incarico di custode delle armi e di assistente ai familiari degli 'ndranghetisti arrestati. Avrebbe prestato 4.000 euro a un conoscente in difficoltà pretendendo interessi mensili del 25% e poi la consegna di una sala giochi gestita dalla vittima. Per questi motivi un 65enne è stato arrestato a San Ferdinando dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro in esecuzione di un'ordinanza emessa su richiesta della Procura di Palmi. Con l'accusa di estorsione e usura aggravata è continuata. L'indagine è partita nel maggio scorso dalla denuncia della vittima.
Un uomo di 34 anni è morto invece oggi in un incidente stradale avvenuto nel quartiere Sala di Catanzaro davanti a un supermercato. L'uomo viaggiava a bordo di una moto che si è scontrata con un furgone. Per chiarire la dinamica dello scontro sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Si è tenuta a Rende, nella sede della Federazione delle BCC Calabresi, l'assemblea annuale che ha fatto il punto sulle attività e ha annunciato anche il Forum Nazionale dei Giovani Soci che si terrà a settembre a Cosenza. Presidenti, direttori generali ed amministratori delle diverse BCC calabresi si sono dati appuntamento a Rende per la consueta assemblea annuale che si svolge all'indomani della nascita di 3 diversi gruppi bancari cooperativi. Un cambiamento epocale che però non pregiudica l'esistenza della stessa federazione. Assolutamente no, nel senso che le federazioni perdono le funzioni operative che per tanti anni hanno avuto e devo dire hanno svolto bene, quella calabrese in particolare, ma recuperano un forte ruolo di identitario del sistema del credito cooperativo italiano e calabrese, che è un'organizzazione bancaria che svolge un importante servizio a vantaggio del Paese. Certamente è un momento difficile per la federazione calabrese, così come per tutte le federazioni, perché con la nascita dei gruppi bancari le federazioni hanno fatto passi indietro per cercare di presidiare i territori difendendo i valori delle banche di credito cooperativo, che sono i valori delle ex casse rurali. La vocazione delle BCC di sostegno all'economia dei territori non cambierà, perché affonda le sue radici nello spirito impresso da un sacerdote come Don Carlo de Cardona. In Calabria il futuro delle BCC sembra non preoccupare, visto che 6 su 8 hanno chiuso il 2018 con un bilancio positivo. Il futuro delle banche di credito cooperativo è da scrivere. Una parte è stata scritta perché la BCE, che vigila sui gruppi bancari cooperativi, ha dato delle regole che sono state obtorto collo condivise. E adesso si tratta di gestire questa piramide rovesciata, perché sono le banche di credito cooperativo che sono i titolari della capogruppo, sono controllori e controllati. In chiusura dell'assemblea ha presentato il prossimo appuntamento con il Forum Nazionale dei Giovani Soci delle BCC italiane, che quest'anno si terrà in Calabria, a Cosenza, dal 20 al 22 settembre. Successo a Carolei nel Cosentino per le giornate rendaniane, promosse l'Associazione Alfonso Rendano, dibattiti e concerti per valorizzare il genio della musica conosciuto in Europa e quasi sconosciuto in Calabria, che è la sua terra natale. Alfonso Rendano, protagonista a Carolei, il suo borgo natale, grazie all'associazione che porta il nome del compositore e pianista. Nella suggestiva location della Filanda dei Quintieri, mostre, dibattiti e tanta musica in una 3 giorni a cui hanno partecipato le orchestre degli istituti scolastici di Carolei, di Pignano e Mendicino, eseguendo opere del genio del tardo romanticismo. È stata la presidente dell'associazione, Marisa Passaniti, a spiegare l'iniziativa sostenuta dalla Regione Calabria, evento che ha avuto l'obiettivo di far conoscere e valorizzare il musicista famoso e apprezzato nell'Europa del suo tempo e quasi sconosciuto in Calabria. Gli impegni assunti dalle istituzioni, fra cui il sindaco di Carolei Francesco Iannucci. Protagonista delle giornate è stata la musica, con ospiti nazionali e internazionali come Merv Mersinlingil, artista belga che porta nei suoi concerti nel mondo la musica di Rendano. Spazio anche agli studiosi e alle ricerche sul musicista, con fuori programma la donazione all'Associazione dei documenti preziosi come la partitura manoscritta dell'opera lirica Consuelo. La seconda serata è stata chiusa dai pianisti Chetti Garritano, Tatiana Malguina e Rodolfo Rubino. Un salto indietro nel tempo, la giornata finale con la passeggiata nel centro storico di Carolei, le installazioni nei vicoli a cura della Prologo, la casa natale e la chiesa in cui il piccolo Alfonso imparò a suonare l'organo. Alla passeggiata hanno preso parte alcuni studenti americani in vacanza studio in Italia. Un pubblico attento e numeroso ha seguito il concerto finale dei pianisti Daniela Roma e Manawa Takasawa Allegro per 2 pianoforti di Alfonso Rendano. Un'iniziativa sostenuta dalla Regione Calabria che ha coinvolto l'intero territorio, come ribadito dai promotori, e che ha riacceso l'interesse su un calabrese illustre. Un giovane sommelier cosentino premiato a Vibo, i particolari nel servizio.
E il cosentino Francesco Gardi, 36 anni, il miglior sommelier della Calabria 2019. La vittoria a conclusione del concorso promosso dalla sezione regionale dell'Associazione Italiana Sommelier che si è svolto a Vibo Marina. Gardi, che è patrono di un ristorante nel cuore di Cosenza, ha pure acquisito il diritto a partecipare alla finalissima che si terrà a Verona il 24 novembre prossimo, che incoronerà il miglior sommelier d'Italia nell'ambito del 53esimo congresso nazionale dell'AIS. La prova pratica è consistita nella simulazione di un servizio al tavolo a due super esigenti commensali che si sono simpaticamente prestati, componenti la speciale giuria della piacevolezza. Diciamo che ancora devo realizzare, però sembra una bellissima sensazione, sono un po' emozionato. Sono state prove particolari, ben articolate, come sono state vissute? Diciamo che sono state vissute, devo dire, a mio avviso molto bene. Senza ansia, ma con lo spirito di confronto con gli altri colleghi che sono stati veramente molto bravi. Un bel clima? Sì, bellissimo. Io lavoro nella ristorazione da oltre 20 anni, oltre che amo il vino e mi piace il vino, quindi lo faccio sia per passione ma per lavoro. Successo per Monna Movie, il Festival dei talenti della moda, del cinema e delle arti. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico Sante Orrico. Abbiamo appena concluso questa 23esima edizione, devo dire anche bene, è andato tutto credo abbastanza bene e niente, andiamo avanti, insomma è una bella cosa. L'11 giugno c'è stata questa serata finale, special guest Lorenzo Riva, però insomma tanti ospiti importanti. Ma così come tutti gli anni, devo dire c'è sempre un ospite internazionale, quest'anno è toccata a Lorenzo che non c'era mai stato, quindi carissima persona straordinaria, un professionista di quelli di altri tempi e devo dire anche con l'innovazione della sua giovane età di circa 90 anni, devo dire è stato straordinario. Io mi aspettavo di peggio, invece è andata molto bene per tutto, molto in gamba. E si lavora già alla prossima edizione. Siamo già pronti per lavorare per la prossima perché adesso stiamo pensando al progetto, quindi a settembre verrà scritto il progetto e poi da lì parte, si inizia con questa 24esima edizione. Sono tanti i partecipanti, c'è chi aspira a partecipare a queste edizioni di Moda Movie perché è un trampolino di lancio. Beh sì, è stato così per tantissimi calabresi, tantissimi italiani e non solo, internazionali pure. Molti di questi giovani adesso hanno trovato lavoro, lavorano presso aziende, griffe e vari e questa è la cosa che più mi carica a me, quindi andare avanti. Un flash per dirvi che il governatore Oliverio chiama a raccolta i presidenti delle regioni del sud, i suoi colleghi, per parlare e affrontare la questione del regionalismo differenziato, un ostacolo per il sud sempre più presente, e poi un appuntamento in chiusura religioso domani nella chiesa di Santa Maria in Gerusalemme, di San Pietro in Guarano. Si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Francesco Nolè, in occasione del 50° anniversario dell'ordinazione presbiterale di Don Franco Cozza. E adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore con gli esperti di Meteo in Calabria. Si prospetta un fine settimana caratterizzato da bel tempo su tutto il territorio, merito dell'anticiclone che ormai da giorni governa su gran parte d'Europa. Domani soleggiato su tutta la regione con clima caldo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani motondoso in attenuazione con bacini che diventeranno calmi o al più poco mossi. Ventilazione mediamente dai quadranti settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, buona serata e buon weekend.